Ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi mi trovo su questa scogliera naturale, sono all'imboccatura di un piccolo porticciolo e oggi pescherò col pane per cercare di insidiare qualche cefalo o qualche salpo o magari se capita anche qualche saraghetto. Faccio vedere subito la montatura, semplicissima, una forcella terminata a doppio amo, due ami del 12 ho messo e filo dello 0,10, poi sgancio rapido con giredina, 4 pallini e una torpille da 1 grammo a tarare un galleggiante, a goccia da 2 grammi, semplicissimo. Vediamo se riusciamo a prendere qualche bel cefalo. Prima cosa da fare è pasturare, semplice pastura al formaggio comprata in negozio. Lanciamo 3-4 palline. E poi man mano durante la pescata ne lanceremo altre, magari sempre più piccoline, in base all'attività del pesce. Se vediamo che ci sono mangiate ripetute, diminuiamo sempre di più la dimensione delle palline, che tanto vuol dire che il pesce è sotto e quindi non abbiamo bisogno di pasturare tanto. Semplice pancarré, bagnato e strizzato. Facciamo delle palline. Ecco qua. Innesco pronto. Lanciamo. Alba, sempre spettacolare. Ragazzi, primo pescetto, una salpetta. La liberiamo subito, neanche a metterla nella nassa. Via. Abbiamo scappottato. Altra salpetta. Liberiamo. Ragazzi, un pescetto. Non lo so, un'altra salpa, un'occhiata. Un'occhiata. Un'occhiatella. Questa è una sorpresa, qui non l'avevo mai presa. Ehi, dove vai? Occhiatella. Bellina. Ve la rilasciamo.
una donzella, che si è anche slamata. Anche questa. E oggi tante specie stiamo facendo. Una pescata multispecifica col pane. Altra specie, lo sparlotto. Bello. Che fa detto? E se n'è andato. Porca miseria. Mangiano male, malissimo. Alpa. Ai. Ho detto. Un cefaletto. Qualcuno si vede oggi. Oggi è difficile prenderli. Altro cefaletto. Piano piano. Piccolo gaggiatore. Allora ragazzi, chiudo il video in macchina perché stava facendo troppo caldo, quindi sono andato via, mentre è arrivato anche dei bagnanti, forse il bagno. Quindi chiudo il video in macchina. Non è uscito chissà quale pesce, però ho preso tante specie. Come avete visto, con del semplice pancarré si può fare tranquillamente una pescata e prendere un po' di tutto. Niente, ovviamente tutto è stato rilasciato, anche perché come avete visto non c'è nessuna cattura importante. Però vabbè dai, ho passato un paio d'ore, ho visto una bellissima alba. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, continuate ad iscrivervi al mio canale e seguitemi anche su Instagram, trovate il link nel profilo in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!